Benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Sant'Agata a Catania, all'alba, la messa dell'Aurora e l'inizio della processione del giro esterno. La pioggia iniziale non ha scoraggiato i tantissimi fedeli premiati in mattinata dal tempo migliorato. Ieri sera a Sira Rocci in migliaia con il naso all'insù per lo show dei fuochi pirotecnici. In Piazza Duomo esibizione dei ragazzi del conservatorio, dei bambini del coro delle Voci Bianche e del coro lirico siciliano. Tutto in diretta come stamane e nel pomeriggio sulle nostre TV e sui social. Aniscemi 1606, gli sfollati dalla zona rossa, l'esercito impegnato per riaprire le strade e far uscire il paese dall'isolamento. Cresce la solidarietà, tra poco l'esperienza di una famiglia evacuata accolta con generosità a Gela. Svolta nelle indagini sulla strage dei cacciatori a Montagna Reale, indagato un quarto uomo, sottoposto alla prova dello STUB che rileva tracce di polvere da sparo, le salme delle vittime restituite alle famiglie. A Campofelice di Roccella, nel Palermitano, incendio in un impianto di trattamento di rifiuti di plastica. Vigili del fuoco ancora all'opera, nella notte come vedete hanno lavorato per contenere le fiamme. Le strade di Palermo piene di buche dopo le ultime piogge, segnalazioni e richieste di manutenzione in diverse parti della città. Un problema soprattutto per automobilisti e centauri, ma non solo. Sorpresa, malgrado i recenti disastri del maltempo, nella Valle dei Templi di Agrigento i mandorli sono già in fiore. Una primavera anticipata che regala uno degli spettacoli più suggestivi del Mediterraneo. Calcio ufficiale, la data della sfida fra Catania e Trapani, squadre in campo mercoledì 18 alle 20:30. I rossazzurri si avviano verso un vero tour de force, 7 partite in un mese, comprese le trasferte di Salerno e Benevento. Bentrovati a Catania, in migliaia in piazza per la festa della patrona Sant'Agata. Le ultime notizie in diretta da Piazza Duomo con Lorena Doce. A te Lorena. Eccoci qua Michele, non possiamo che cominciare ricordando le parole dolci che l'arcivescovo di Catania, Monsignor Renna, ha rivolto a Sant'Agata. Avi due occhi che parlano du stidi, ha detto mentre il busto usciva dalla Camaredda che la ospita durante tutto l'anno. È stato il primo saluto, poi seguito dall'abbraccio del popolo di Agata con il sacco bianco che l'aspettava qui in Piazza Duomo, dove siamo ancora adesso. Vedete nelle immagini l'uscita del busto dalla Cameredda e i fazzoletti sventolati appunto in segno di saluto. Erano le prime luci dell'alba, anzi all'inizio della nostra diretta che è partita alle 5 era ancora buio, e poi alle 7:30 in punto l'uscita del busto che è l'accoglienza all'interno del Fercolo, che poi ha cominciato il lungo giro esterno della giornata di oggi che sta attraversando le vie della città. Ma vediamo la sintesi dell'intervento, l'omelia dell'arcivescovo di Catania, Monsignor Renna, che ha avuto parole molto forti, intrise anche di riferimenti al sociale. Vediamo dunque la sintesi della Messa dell'Aurora. Mentre sorge il sole, noi salutiamo la luce di Cristo che brilla negli occhi di Sant'Agata. Catania finalmente abbraccia la sua Agata. La festa della patrona catanese si apre all'alba con la messa dell'Aurora in cattedrale. Alle 7:30 la trionfale uscita su Piazza Duomo tra applausi, commozione e fazzoletti bianchi sventolati dai fedeli. E lei, la patrona della città, si incammina sul Fercolo. I devoti sono le sue gambe. Comincia così il percorso delle antiche mura o giro esterno che durante tutto il giorno toccherà i luoghi del martirio e il cuore di Catania. Nella sua omelia Renna ricorda le vittime di mafia, condanna il femminicidio e rivolgendosi alle donne raccomanda vicinanza ad Agata, donna forte che non si è mai piegata. Agata non è stata certo una canna sbattuta dal vento, piegata a chi voleva farle rinnegare la fede.
è stata solida come una colonna. L'arcivescovo condanna tutta la violenza, le armi, la guerra. Non puoi amare le armi e dirti cristiano, non puoi tenerle illecitamente e dirti devoto, perché tu offendi Sant'Agata. Non puoi indossare il sacco e tenere un tirapugni, vai primo a distruggerlo e poi vieni qui da Sant'Agata. Agli imprenditori catanesi raccomanda di condurre le proprie aziende in modo virtuoso, così ai politici chiede responsabilità. E a voi politici della nostra città, non disertate mai gli scranni del Consiglio per cui siete stati eletti. Non sottraetevi al dialogo con la gente, sottraetevi piuttosto dallo stile di chi promette soldi e non progetti, perché i soldi senza progetti non portano a niente. Agata prosegue il suo giro esterno con i momenti clou della processione molto attesi dai fedeli, la salita dei Cappuccini, il passaggio a Sant'Agata alla Vetere e via Plebiscito, fino ai tradizionali fuochi del Fortino, prima di rientrare in cattedrale. È un'edizione speciale questa che cade 9 secoli dopo il rientro delle reliquie, le sante reliquie da Costantinopoli, e che coincide con il giubileo agatino e che richiama ancora più gente, se possibile, da tutta la città ma anche da tutto il mondo. Abbiamo intervistato, io e tutti gli altri colleghi e colleghe che hanno partecipato alla nostra maratona televisiva iniziata alle 5 di stamattina. Abbiamo sentito oltre ai devoti anche tanti turisti. Adesso la piazza si è svuotata, stamattina c'era il consueto bagno di folla, come bagno di folla c'è stato anche ieri sera per quel momento più civico, istituzionale, in cui la città saluta con le sue istituzioni anche la Santa e dà il via istituzionale alla festa, il momento della Sera del Tre con lo spettacolo dei fuochi e il concerto. Vediamo il servizio. Tutti con il naso all'insù ed ancora una volta a bocca aperta per lo stupore, il colore, il calore, il fragore e lo spettacolo dei giochi pirotecnici della cosiddetta Sira Uci, che secondo la tradizione sanciscono l'inizio della festa svegliando Agata dal suo riposo nella Cammaredda. Questa la colonna sonora mentre il cielo di Catania si illuminava. Prima e dopo i fuochi, altre colonne sonore hanno allietato le migliaia di persone assiepate in Piazza Duomo. I protagonisti sono stati loro, i ragazzi del conservatorio, i bambini del coro delle voci bianche e il coro lirico siciliano. Per chi è rimasto a casa, lo spettacolo è stato garantito da Antenna Sicilia, Telecolor e Sicilia Web, con suggestive immagini che hanno fatto il giro del mondo, illuminando il cuore di Catania e il cuore dei catanesi, che batte, oggi più che mai, per Sant'Agata. Un'edizione bagnata, dicevamo, c'è stata questa pioggerellina tutto sommato innocua che però ha causato lo stop delle candelore, almeno per ora, tranne quelle dei bambini che abbiamo immortalato qui in Piazza Duomo, fatte un po' di cartone, che rappresentano un po' il folklore della festa appunto che ha quest'anima popolare. Nel frattempo continua la processione del lungo giro esterno che percorre la via Umberto e poi arriverà alla Piazza del Carmelo fino all'attesissimo momento della salita dei Cappuccini, per inoltrarsi poi in tarda serata in via Plebiscito e nei quartieri che stamattina vi abbiamo raccontato, San Cristoforo con tutte le sue problematiche. Domani il solenne pontificale e poi nel pomeriggio l'uscita con il giro interno caratterizzato dall'offerta di quegli enormi torcioni che i devoti trasportano per la città. Per questo via Etnea sarà ricoperta di segatura, tutti momenti che noi seguiremo con la nostra diretta reti unificate su Telecolor Sicilia Web, sul sito Sicilia Web e la nostra app ancora Sicilia Web, da cui potete anche localizzare la Santa per seguire a vostro piacere uno dei percorsi. Da Piazza Duomo per ora è tutto, a voi la linea. E le altre notizie. A Nicemi la frana continua a cambiare la vita di centinaia di famiglie, oltre 1600 le persone che hanno già lasciato la loro casa, tra evacuazioni, soccorsi, lavori sulle strade e l'emergenza abitativa. Cresce intanto la solidarietà e resta alta anche la preoccupazione per il maltempo. Geritalia.
Sono 1606 le persone che ad oggi hanno dovuto abbandonare la propria abitazione a Niscemi a causa della frana. È il dato ufficiale diffuso dalla prefettura di Caltanissetta. In zona rossa risultano 880 edifici, 201 si trovano entro i primi 50 metri dal fronte di frana, 240 nella fascia tra i 50 e i 100 metri, mentre 439 negli ultimi 50 metri. Continuano le operazioni dei vigili del fuoco impegnati nell'assistenza agli sfollati per il recupero dei beni personali. Finora sono 741 gli interventi di accompagnamento nelle abitazioni evacuate. Intanto è stata allargata verso valle la zona rossa. Lo ha annunciato il sindaco Massimiliano Conti, che con un'ordinanza sindacale ha inibito per 4 km quadrati dalla frana l'accesso alle campagne e ai poderi. Avviata anche la ricognizione degli immobili disponibili sul mercato. Conti ha invitato i proprietari di case libere a segnalare la disponibilità per affitto o vendita. La regione siciliana intanto ha individuato circa 13 milioni di euro destinabili a contributi a fondo perduto per gli sfollati che intendono acquistare una nuova abitazione. Accanto alle difficoltà però cresce la solidarietà. Dopo le segnalazioni di un aumento degli affitti, diversi niscemesi emigrati hanno messo a disposizione gratuitamente le proprie case vuote e la rete solidale arriva fino a Gela. Qui Santi e la compagna Egle, con il sostegno dei familiari, hanno aperto le porte di un appartamento in città, offerto a titolo completamente gratuito alle famiglie di niscemi costrette a lasciare la zona rossa. Una disponibilità concreta, già sperimentata, che ora viene rinnovata per chiunque ne abbia bisogno. Ci è venuto subito in mente che avendo una casa, insomma, disponibile, potevamo aprire le porte a qualcuno. Ovviamente stiamo parlando di una casa, insomma, che ha tutti i comfort. Intanto a Niscemi cresce la preoccupazione per l'allerta gialla prevista per oggi. Finora solo piogge leggere, ma resta il timore che il maltempo possa riattivare un fronte di frana che negli ultimi giorni aveva rallentato. Svolta nelle indagini sulla morte dei 3 cacciatori a Montagna Reale. Indagato un uomo sottoposto alla prova dello stub che serve a rilevare tracce di polvere da sparo. Le salme delle vittime restituite alle famiglie. Tonino De Mana. Sarebbe ad una svolta l'inchiesta sul triplice omicidio di Montagna Reale con 3 cacciatori trovati senza vita il 28 gennaio scorso in un bosco sui Nebrodi. Un uomo di cui non sono state fornite le generalità è stato sottoposto dai carabinieri del RIS di Messina alla prova dello stub che serve a rilevare tracce di polvere da sparo. A questo punto l'indagato potrebbe aver avuto un ruolo negli omicidi dei fratelli di 26 e 44 anni Davis e Giuseppe Pino e dell'82enne Antonio Gatani, trovati uccisi a colpi di fucile. La persona su cui si concentrano le attenzioni dei carabinieri sarebbe un amico di Antonio Gatani, lo avrebbe accompagnato nel bosco per una battuta di caccia per poi allontanarsi. Non era sul posto quando i carabinieri hanno rinvenuto i cadaveri. La sua posizione è stata sin dall'avvio delle indagini approfondita dagli inquirenti che, con accertamenti balistici ed esami medico-legali, stanno tentando di capire cosa sia accaduto. All'indagato sono stati sequestrati i fucili da caccia. Incendio in un impianto di trattamento di rifiuti di plastica a Campo Felice di Roccella, nel Palermitano. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro dopo che per tutta la notte hanno cercato di contenere le fiamme. Per fortuna nessun ferito. Marco Gullà. Fiamme e paura. Vigili del fuoco ancora al lavoro a Campofelice di Roccella, in contrada Pista Vecchia, nel Palermitano, per un incendio che ha coinvolto un impianto di trattamento di rifiuti di plastica. Le fiamme hanno interessato numerose rotoballe di materiale plastico stoccate all'aperto su una superficie di diverse migliaia di metri quadrati. I vigili del fuoco hanno operato per tutta la notte per contenere l'incendio e proteggere le strutture interne dell'impianto. Non ci sono feriti. A supporto delle squadre il comune di Campofelice di Roccella ha messo a disposizione una botte per il rifornimento idrico. Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento. Questa mattina è stato anche chiuso al traffico in entrambe le direzioni un tratto della strada statale 113 settentrionale Sicula nel territorio di Campofelice di Roccella a causa, come vediamo, della presenza di fumo che riduce la visibilità. Le strade di Palermo piene di buche dopo le ultime piogge, segnalazioni e richieste di manutenzione in diverse parti della città. Un problema naturalmente non solo per automobilisti e centauri. Ancora Marco Gullà. Ironia
Ironicamente potremmo dire che Palermo in questo momento è un immenso campo da golf. Sì, perché il maltempo degli ultimi giorni non ha fatto che appesantire ulteriormente la situazione delle buche nel manto stradale di diversi quartieri. Qui siamo in periferia, strada scarificata in attesa di essere asfaltata, ma le buche sempre più ampie sono un rischio per automobilisti e centauri. Non solo, anche in centro e in altre strade molto trafficate la situazione è decisamente preoccupante. Signocciolina è qua con la ditta per fare riparare queste due buche mortali, va bene? Ho fatto la segnalazione alle ore 13:30 e sono le ore 20:10. La ditta è arrivata ora. La polizia municipale non si è degnata di venire. L'amministrazione comunale si è strutturata per rifare l'asfalto in numerosi quartieri che da anni attendevano una manutenzione. Fatto sta che le ultime copiose precipitazioni hanno fatto sprofondare la superficie stradale in diverse aree della città. Siamo in via Villa Grazia e questa è una buca che qualche giorno fa ha causato un incidente piuttosto grave con il ferimento di un centauro. Lasciamo i campi della golf di Palermo e passiamo a un'altra notizia. Tra i 31 nuovi Cavalieri della Repubblica c'è anche l'augustana Tiziana Rozzo. La donna che da anni lavora a Londra è stato il primo medico volontario italiano a entrare nella striscia di Gaza. Francesco Aloi. Un immenso grazie per aver riconosciuto questa attività che ho svolto a Gaza, perché sono estremamente felice del fatto che si possa ancora parlare di Gaza, dei civili. È quello che Tiziana Roggio dirà al capo dello Stato quando il 3 marzo sarà al Quirinale. 38 anni di Augusta e tra i 31 italiani nominati Cavaliere della Repubblica. È lei il primo medico volontario ad essere andato sulla striscia di Gaza, in soccorso della popolazione stremata dalla guerra. Si misuri con delle lesioni che sono incredibili e con la mancanza di strumentario chirurgico, con la mancanza di farmaci. Lei fa il chirurgo plastico a Londra, ma operare tra le bombe è tutt'altra cosa. Ogni paziente è un trauma, non solo fisico ma anche psicologico. C'è un bambino che è arrivato una sera durante la notte. L'esplosione aveva colpito la sua abitazione, uccidendo praticamente tutta la sua famiglia, e gli era rimasto semplicemente il nonno. Il bambino ha rischiato di perdere la vita. Nella motivazione il presidente Mattarella l'ha definita una fonte di speranza, un riconoscimento che, come ci dice Tiziana, deve servire a tenere i riflettori accesi sulla guerra. Purtroppo quello che dobbiamo considerare è che tutto questo non è finito. Nel frattempo il 3 marzo si avvicina e lei è pronta a varcare questo portone. Sorpresa, ad Agrigento nella Valle dei Templi è già tempo di fioritura dei mandorli. Tra i templi greci il bianco e il rosa dei fiori annunciano una primavera anticipata, regalando uno degli spettacoli più suggestivi del Mediterraneo. Davide Sardo. Uno spettacolo naturale che si rinnova ogni anno, nonostante il clima rigido che in questi giorni interessa anche la Sicilia, segnata da poco dal passaggio dell'uragano Harry. Ad Agrigento, nella Valle dei Templi, è tornata la fioritura precoce dei mandorli. Tra i templi greci, le distese si tingono di bianco e rosa, anticipando l'arrivo della primavera. Un fenomeno che sorprende per tempi e intensità, soprattutto se si considera che in molte altre parti d'Italia l'inverno è ancora protagonista e che anche sull'isola le temperature restano basse. Qui però la natura anticipa le stagioni e regala uno dei paesaggi più suggestivi del Mediterraneo. Le immagini raccontano da sole quanto avviene nella più bella città dei mortali, come la definì Pindaro. I mandorli fioriscono ai piedi dei monumenti millenari, trasformando la Valle dei Templi in un grande giardino naturale. I rami, carichi di fiori, diventano un inno alla vita, incorniciando il Tempio della Concordia, simbolo universale di equilibrio e armonia. Uno spettacolo effimero, destinato a durare pochi giorni, ma capace ogni anno di rinnovare stupore ed emozione. La primavera che arriva in anticipo nel cuore Agrigento, anche dopo la forza del maltempo. Davvero bellissimo. Tra poco, dopo la pausa, il calcio con la data ufficiale di Catania-Trapani. State con noi.
pomeriggio Catania-Trapani si giocherà il 18. La Lega Pro ha ufficializzato la data e i rossazzurri disputeranno 7 partite in meno di un mese. Marco Carli. Adesso c'è la data. Catania-Trapani sarà recuperata mercoledì 18 febbraio alle 20:30, il giorno che era stato ipotizzato come quello giusto prima che succedessero tutti gli ultimi eventi. La Lega Pro, che dopo le comunicazioni del prefetto, spostava la gara di un giorno dal 6 al 7, sempre di pomeriggio, per mantenersi a distanza temporale dal turno infrasettimanale della settimana prossima. Poi lunedì la seconda ordinanza prefettizia che evidenziava come la partita potesse essere disputata solo dopo la prima metà di febbraio. Alla fine è arrivata la decisione definitiva, come detto, quella ipotizzata al momento del primo rinvio. Sarebbe bastato per la Lega pensarci prima, ma tant'è. Il Catania sarà costretto da un autentico tour de force, 7 partite in meno di un mese con 3 gare infrasettimanali. La prima martedì 10 febbraio in casa con il Cirignola, 4 giorni dopo il match di Siracusa. Poi l'altro derby con il Trapani, mercoledì 18, in virtù della comunicazione della Lega di Serie C. Domenica 22 febbraio i rossazzurri se la vedranno al Massimino con il Giuliano. A inizio marzo ecco gli incontri clou, quelli che avranno un peso sulla stagione. Le 2 trasferte contro Salernitana, domenica 1 marzo, e Benevento giovedì 5 marzo per chiudere il poker contro avversarie campane con la Casertana in casa domenica 8 marzo. La vicenda legata alla data col Trapani ha anche costretto il Catania a ridisegnare la preparazione in questi giorni, allenandosi per una partita che a stretto giro non ci sarà. Si lavorerà anche nel weekend in vista della gara con il Cerignola. Adesso il calendario è chiaro, un tour de force che disegnerà parte del prossimo futuro. Ci fermiamo qui, dopo il TG riprenderà la diretta per la festa di Sant'Agata a Catania senza commento. Buon proseguimento e buon pomeriggio.